Ho il piacere e l'onore adesso di avere qui accanto a me la nipote di Tina Anselmi. Io la ringrazio di essere qui con noi ad HTO. Grazie a voi. Allora, immagino che non è la prima piazza che venga intitolata a Tina Anselmi, ma qual è comunque l'emozione che si prova ad essere sempre così, ecco, invitati a ricordare la zia? Più che altro mi sento in dovere di conoscere un po' più a fondo la sua vita lavorativa di prima che io nascessi, di prima che io così, fossi abbastanza grande da capire cosa stava facendo. Quindi è buffo perché tutti i miei ricordi sono ricordi di zia e nipote, al di là delle cose da ministro in poi. E invece ho dovuto andarmi a studiare bene cosa ha fatto prima per il sindacato, questo è abbastanza buffo. È sempre una grande emozione perché le cose che per me sono scontate, cioè io sono vissuta con lei e mi rendo conto di quanta ricchezza mi abbia passato semplicemente ecco, andando a camminare insieme, vivendo insieme, zia non era una che faceva i predicozzi, lei c'era, se vedeva che eri turbato cercava di avere un momento con te, magari andavi fuori fino in piazza, andavi a mangiare un gelato oppure ti regalava il paio di scarpe che magari non ti compravi. E... Però sì, io vedere che lei è comunque, viene ricordata, viene presa ad esempio ed è stata una persona che sicuramente ha vissuto veramente i valori della Repubblica, i valori della Costituzione, anche ha dato un esempio di come si lavora in armonia con la Costituzione, nel rispetto di quanto c'è in Costituzione e soprattutto rimanendo semplicemente se stessa, perché poi mi è capitato di seguirla a volte in Parlamento, di seguirla, a volte si andava a trovarla insomma a Roma quando ero più grandina e come era a casa lei era anche a cena con i colleghi, era anche ovunque, nel corridoio. Poi era capacissima di fare la vertenza stando lì senza fumare, senza mangiare, senza sì un panino portato dentro, presi per sfinimento, ma si andava avanti a oltranza finché non si trovava il punto di incontro. Tantissimi ricordi, tantissimi. Tanto io mi perdo quando parlo perché poi ci sono quelli personali, quelli che ti raccontano. La cosa bella è che quando adesso vengo, mi chiamano così, a volte per un ricordo semplicemente, a volte per un'occasione simile a questa, c'è sempre qualcuno che ha avuto modo di conoscerla, che ha avuto modo di fare due parole, perché lei si fermava comunque con chiunque e che ti porta un aneddoto e quindi sto arricchendo di tanti piccoli pezzettini che se li scrivessero sarebbero anche belli da... anzi potrei proporlo, Stava infatti venendo di l'idea, non è scrivere un libro? mandarmi... Scrivere un libro adesso no, però raccogliere le testimonianze di tante persone comuni che hanno avuto modo di incontrarla, vuoi su un sentiero in montagna, vuoi camminando per una strada qualunque di una città qualunque in cui poteva trovarsi, mi piacerebbe perché sento che ognuno mi porta un pezzetto importante, c'è sempre un'emozione, c'è sempre un qualcosa che zia è riuscita a trasmettere e quindi raccogliere queste testimonianze semplici, sì, in questo senso mi piacerebbe. Magari nel web potrei lanciare questa cosa. Sarebbe una bella testimonianza, ecco, anche magari per le ragazze, la gioventù futura, i giovani che ci saranno. Appunto lei, come è stata definita in una delle poesie, è stata madre delle pari opportunità. Quindi cosa vorrebbe dire alle ragazze di oggi, anche in occasione della giornata mondiale della donna? Beh, che forse l'insegnamento più grande che ho avuto è proprio la consapevolezza di essere donna, di essere me stessa. Perché poi essere donna, io sono donna e quindi da noi, la nostra famiglia è una famiglia di tante donne e mio padre. Ma sì, la consapevolezza, prendersi la responsabilità di sé, perché ognuno è una persona bellissima nella sua semplicità, nelle sue caratteristiche, non deve essere uguale a nessun altro e prendersi la responsabilità di sé non è una cosa facile, perché non deleghi, non ti lamenti dell'altro, vivi appieno la tua giornata però riesci a cogliere le piccole cose che magari migliorano e che ti danno soddisfazione. Allora in modo molto semplice diventi una persona speciale per te stesso e per chi ti sta intorno e questa è la forza poi che cambia, che può cambiare qualcosa. Inutile che facciamo tante idee, concetti, questo è la tua quotidianità, quello che fai un passettino alla volta e non è difficile. È vero?
basta essere semplicemente se stessi alla fine. Volendola dire così sembra nulla, ma invece no, è molto, perché poi necessariamente ti accorgi che la tua responsabilità è anche verso l'altro. Qualunque altro incontri è sempre tuo fratello, tuo padre, tuo figlio, a seconda della dimensione di ognuno, no? E quindi diventa molto di più. Ecco, questo direi. Grazie. Scherzo, grazie a lei.